Amici telespettatori, siamo questa sera nella rubrica dei tipi strani e questa sera vi voglio presentare un ragazzo di Campobello di Mazara, amici, che è davvero strano, fa l'imitatore, ma conosciamolo di più. Ciao Nino. Ciao, Dimmi, tu di dove sei? io sono origine di Partanna, però sono 7 anni che sono a Campobello di Mazara Che lavoro fai, Nino? e muratore. E come hobby, diciamo, tu hai questo hobby particolare dell'imitazione? Non è che faccio imitazione, proprio così, tanto magari per passare questa un po' di passione? tempo, sì. Una strana Con passione. gli amici, parlando così, scherzando, ridendo insieme. Hai quello strano amore per Per l'imitazione. l'imitazione, sì. E quale sarebbe il personaggio che tu imiti? Lino Banfi. Lino Banfi. Sì. Sei un grande appassionato dei film di Sì, Lino mi Banfi? piacciono moltissimo. Da quanto tempo è che segui i film di Lino Banfi? Da quando piccolo? avevo 15 anni, 16 Addirittura, anni. Quelle parti sei là. un grande suo fan. Sì, sì. Insomma. Va bene Nino. Bene amici, abbiamo conosciuto Nino, sei sposato Nino? Sì, sì. C'hai figli? Sì, sono 2 figli, un maschio e una femmina. E una sposata che saluta tutti quanti. Complimenti. Sono Raffaella che ha 13 anni, Salvuccio che ha 5 e mia figlia Pamela che ha 24. Va bene Nino. Bene amici, vediamoci l'imitazione di Nino. Ok amici? Tieni Nino. Allora, c'era una volta Lino Banfi, entrando dentro un computer e c'era un personaggio un po' strano che faceva delle cose un po' strane e gli spiegava certe cose lì del computer. Faceva allora, qui c'è una tastiera con dei pulsanti, ho capito, allora qui così, va bene. Poi c'era un computer, andava nel computer, quello andava lì, schiacciava e ritornava indietro. Poi dice, ok, va bene. È arrivato a un certo punto, la luce rossa e lui, tac. Poi luce verde, luce rossa. Si è un po' confuso, è andato nella macchina e dice, che devo fare? Faceva... Ecco qui Lino Banfi, insomma, è famoso. Poi andiamo a Roma, da una taverna romana, e c'erano dei ragazzi che suonavano la chitarra, insomma. Allora quelli cantavano. Scusate un po' perché sono un po' emozionato. Entrano nella taverna e cantavano. Benvenuti a sti frocioni, belle grosse capoccioni, e poi venimo e poi gli famo, vediamo un po' che c'ha da di. E questo si gira, c'è Lino Banfi, sono un commissario. No, non gli ha detto, gli ha detto, dice, continua, e quello contava a cominciare a suonare con la chitarra. Allora quello gli faceva, dice, non sono Fragnone, non mi chiamo Fifri, ma sono commissario, te faccio così. Scusate a tutti, comunque vi saluto. Ecco a voi Alberto. Grazie. Bene amici, abbiamo sentito l'imitazione del nostro Nino di Campobello di Mazara, originario di Partanna. Saluto tutti quanti i miei genitori appartannesi. Per chiudere la nostra rubrica, Nino vuole fare un videomessaggio alla moglie. Da quanto tempo è che tu conosci tua moglie? Complessivamente tra 7 anni. sposato? 7 anni. 7 anni. Che sono sposato, 7 anni in cosa. Va bene Nino, tu sai come va la cosa, praticamente davanti alla telecamera tu fai un videomessaggio d'amore dedicato a tua moglie e dici tutto quello che senti per lei, ok? Allora lì c'è l'obiettivo, dici il tuo videomessaggio d'amore. Te ringrazio. Allora, cara Maria, sono 7 anni che ci conosciamo. Io penso che questi 7 anni che abbiamo passato sono stati tra belli e brutti. Purtroppo ci sono stati motivi un po' particolari, bisticciare cose per stronzate, la gente che besticciano, chiacchierano, insomma, io ti voglio tanto bene e sappi che io ti amo, veramente, con tutto il cuore, a te e ai miei figli pure, ok? Ciao! Bene, molto toccante questo videomessaggio, complimenti ancora. Bene amici, abbiamo sentito anche il videomessaggio del nostro Nino. Ciao da Alberto, ciao da Danino. Ciao amici, a dopo. Ciao.